Seconda edizione per la Fieste de Patrie dal Friul, al Città Fiera di Martignacco, in programma sabato 6 aprile alle ore 16. Un'anticipazione dell'iniziativa si è tenuta questa mattina con l'inaugurazione di un percorso espositivo realizzato in collaborazione con l'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana e la Società Filologica. Allestito questa mostra al primo piano del centro commerciale. Sentiamo. Buona Fiesta della Patria del Friul, che contiene non nome ovviamente l'identità furlana, ma anche altre identità. Ue e Sinchit al Città Fiera, centri di aggregazione anche naturale, per festeggiare e per mostrare tutta la furlanità, insieme con la Società Filologica Furlana che stanno a farsi 100 anni, a tutti che capaci e che non sono nomi furlani, ma sono anche di altri provenienzi e che hanno gusto di imparare al di nuovo, sapere al di poi, ovviamente anche rivolte alle nostre nuove generazioni. La mostra vuol presentare i significati e le date essenziali della vicenda della nascita dello Stato patriarcale, quindi dell'identità del Friuli. Ecco, dando l'idea però che è un'identità aperta già in quei tempi, quindi nell'Alto Medioevo, verso gli stati confinanti, ma che deve essere aperta anche adesso a tutta l'Europa. La mostra è un piccolo viaggio nella storia del Friuli e soprattutto nella storia e nel presente anche della lingua friulana, quindi si parte con gli elementi costitutivi e geografici friulani per poi passare al numero dei parlanti, a come si è sviluppata nella letteratura, a cosa si fa nella scuola, nei mass media. Questa sera, per festeggiare i 942 anni della Patria dal Friul, su Telefriul andrà in onda a partire dalle ore 21 uno speciale intitolato Viace in Friul a cura dell'Arlef.